La crisi distrugge, ma l'abusivismo danneggia ancor più il mondo economico. Così oggi alla terza convention delle categorie di Confartigianato gli associati, prima di entrare nella sala, hanno indossato una maglia nera. Due le parole: basta abusivismo. Una protesta chiara e forte per pulire il Veneto, ha detto il presidente di Confartigianato, dalla contraffazione e dalla scarsa qualità. Basta concedere ai furbetti di costruire in Bangladesh o in altre parti e dopo dire Made in Italy. Credo che il marchio Made in Italy non è loro, ma è di tutti quelli che lavorano e producono. Molte le persone intervenute, i dati resi noti dalla categoria fanno tremare. Il mercato del falso vale in Italia quasi 7 miliardi di euro di fatturato all'anno, 110.000 unità di lavoro sottratte all'economia regolare, di cui il 10% in Veneto. I settori più colpiti sono quelli dell'abbigliamento e degli accessori, quasi 2 miliardi e mezzo, il comparto CD, DVD e software, quasi 2 miliardi di euro, e prodotti alimentari con oltre 1 miliardo di euro. Il danno è immenso, a dirlo anche l'assessore regionale al commercio. Noi dobbiamo tener conto che oggi l'abusivismo, oggi la contraffazione non solo crea fortissimi danni economici a chi produce, ma altrettanto ruba posti di lavoro a chi oggi ne ha bisogno. Per questo in Regione di recente è stato aperto un tavolo con tutte le forze dell'ordine per riuscire ad avere un coordinamento preciso e temporalmente aggiornato su tutte le azioni che vengono messe in campo per contrastare il fenomeno. Non solo, ma va dato un segnale forte a quella che ha la garanzia, dice l'assessore, del rispetto delle leggi nel nostro Paese, perché è proprio questo uno dei punti deboli della catena. Insomma, basta con il lasciar passare, le regole devono essere rispettate.